Cavarzere non c'era l'intenzione di uccidere, parla l'avvocato di Natalino Boscolo, in carcere con l'accusa di aver ammazzato di botte la moglie. Solo 2 schiaffi e un pugno, poi Maglia è caduto dalle scale, dice illegale. Intanto ieri sera commozione e rabbia alla fiaccolata organizzata dall'amministrazione comunale per ricordare la 37enne uccisa di botte. In 500 hanno sfilato lungo le vie del paese. Catturato ancora una volta il famigerato tunisino conosciuto come il terrore di Marghera. Dopo 44 fotosegnalazioni è stato trasferito in aereo al CIE di Bari. Ad un mese dalla maxi operazione di polizia in via Monte San Michele il bilancio dei residenti non potrebbe essere migliore. È stata una vera rinascita, dicono, non si è più vista l'ombra di uno spacciatore. Piazze e spiagge di Jesolo passate a setaccio per 24 ore da polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. 11 gli stranieri non con precedenti che prenderanno la via del rimpatrio. Scattato l'esodo di Ferragosto, a 4 sorvegliata speciale, traffico intenso e rallentamenti, problemi maggiori in direzione Trieste. E sarà un Ferragosto baciato dal sole sulle spiagge veneziane, ma sarà preceduto da temporali tra lunedì e martedì. Questi i titoli dell'edizione veneziana del telegiornale di Antenna 3, buonasera. In primo piano lo avete sentito, il femminicidio di Cavarzere. Si trovava sotto l'effetto di stupefacenti Natalino Boscolo quando ha ucciso a mani nude la moglie Mayla Beccarello. A confessarlo lo stesso assassino durante l'udienza di Covalida del Fermo. Per il suo avvocato difensore non c'era però l'intenzione di uccidere. L'accusa per Natalino Boscolo è di omicidio volontario, aggravato dal rapporto di parentela e dalla particolare crudeltà. Ma per Andrea Zambona, avvocato difensore dell'omicida, le cose sono andate diversamente. Il signor Boscolo Natalino ha colpito la signora con 2 schiaffi e un pugno. Non sono certo elementi tali da poter far pensare che vi fosse una volontà omicida, per cui questo omicidio a giudizio della difesa andrà derubricato a preterintenzionale, cioè vi è una base dolosa ma non l'intenzione di uccidere. Un racconto non compatibile con la descrizione dei traumi riportati da Mayla, il cui corpo senza vita risulta martoriato da numerosi e gravissimi ematomi. Una discrepanza che la difesa prova a spiegare così. Oltre a queste 3, questi colpi inferti direttamente da Natalino Boscolo, ci sarebbero ulteriori traumi, uno legato a una caduta accidentale in doccia e una seconda caduta che avviene in prossimità delle scale. Natalino Boscolo è una persona distrutta, assicura il legale, per le conseguenze di quella che era iniziata come una semplice lite per gelosia. Lui aveva appena ricevuto un messaggio di natura amorosa da una donna di nazionalità rumena e lo aveva letto a voce alta alla consorte. Questo ha provocato l'ira della moglie, da qui è partita questa lite che poi purtroppo è finita tragicamente. Non vi era, ripeto, alcuna intenzione di uccidere la moglie. Per questo è profondamente dispiaciuto, ha ripetuto nel corso dell'interrogatorio, dopo aver pianto a dirotto, che la sua intenzione è quella di poter risarcire i danni che ha cagionato. Una difesa apparsa a dir poco fragile agli inquirenti, che contano di ottenere le prove necessarie a inchiodare Boscolo alle sue responsabilità dall'autopsia e dall'esame radiologico previsti per lunedì. Poi il corpo di Mayla sarà restituito ai parenti per i funerali, che con ogni probabilità non si svolgeranno a Cavarzere ma a Santa Maria di Sala, dove la 37enne aveva passato la sua infanzia. Intanto ieri sera erano in 500 tra le strade di Cavarzere per la fiaccolata proprio in ricordo di Mayla. Uomini, tantissime donne, intere famiglie con i bimbi in passeggino. Erano in 500 ieri sera a Cavarzere per dire no ai femminicidi e per ricordare Mayla Beccarello, la donna uccisa a botte. In carcere per la sua morte c'è il marito, Natalino Boscolo. Un corteo silenzioso, in mano una candela e al polso un fiocco rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. E come recitava lo striscione portato da 4 donne e che apriva il corteo, la fiaccolata di Cavarzere ha voluto lanciare un unico messaggio: stop alla violenza. Il senso è duplice. Da una parte naturalmente come comunità ci associamo e ci abbracciamo la famiglia di Mayla per quello che è successo, per il triste evento.
Dall'altra parte invece mettiamo l'accento a un problema che è un problema che persiste non solo nel nostro territorio ma nell'intero territorio nazionale, anzi mondiale, che è quello della violenza contro le donne. Questo può servire, spero possa servire come segnale perché questo non possa più succedere. Anche i bar e i ristoranti per mezz'ora durante la fiaccolata si sono fermati, come chiesto dal sindaco Tommasi. Confusi tra la folla anche alcuni familiari di Mayla, tra loro il fratello, il cognato e una zia. Ma è un intero paese ad essere sceso tra le vie di Cavarzere per dire alle donne di chiedere aiuto, di non aver paura. Un messaggio lanciato dal palco anche dalla responsabile di un'associazione che aiuta le donne vittime di violenza. Il nostro centro appunto è a disposizione di tutte le donne che anche solo pensano di vivere una situazione di violenza. Siamo a piena disposizione in questo senso. E sul fronte politico una proposta per contrastare la crescente violenza contro le donne arriva dal deputato PD Nicola Pellicani. Io credo che di fronte a tragedie come queste non si possa star fermi. Allora per questo di getto ho scritto una lettera al prefetto chiedendo l'istituzione di un osservatorio permanente coinvolgendo tutte le istituzioni competenti, le associazioni, tutti gli enti interessati per un osservatorio contro la violenza di genere e contro la violenza sulle donne. Sono necessarie azioni di prevenzione e promozione culturale per contrastare più efficacemente la violenza di genere e il femminicidio, invoca il deputato PD Nicola Pellicani dopo l'omicidio di Mayla Beccarello da parte del marito. La proposta al prefetto Vittorio Zappalorto è quella di un osservatorio permanente per il territorio veneziano. Occorre non assuefarsi alle notizie, derubricandole a mera cronaca, invita l'onorevole Mestrino. Ci sono persone, famiglie, figli che hanno bisogno di aiuto e spesso non sono in grado di far sentire la propria voce. La prefettura può svolgere un ruolo molto importante di raccordo e promozione. Accanto a un'azione di repressione di questi eventi, di controllo, sollecitando le denunce ai carabinieri, alle polizie, alle forze dell'ordine, bisogna diffondere una cultura, una nuova educazione su questi temi perché non è più possibile assistere inermi di fronte a queste situazioni. Marghera è di nuovo libera dalla minaccia di Sobi Maiti, l'ormai famosissimo tunisino che per anni ha terrorizzato Città Giardino con le sue aggressioni ai passanti. L'allarme era stato lanciato circa 3 settimane fa dal presidente della municipalità Gianfranco Bettin. Sobi Maiti, famigerato tunisino noto come il terrore di Marghera, fotosegnalato 44 volte per altrettante intemperanze, era tornato in città. Un personaggio che è stato continuamente fermato, anche arrestato, poi liberato dopo pochissimo tempo, che aggredisce chiunque, persone che incontra per strada quando è via di testa, come sembra, che potrebbe aver bisogno anche di un trattamento di tipo sanitario, psichiatrico, ma che certamente ha bisogno di essere messo in condizione di non nuocere, che sembra sia tornato a seminare il panico qua in città. Ora l'incubo è finito, si spera una volta per tutte. I poliziotti del commissariato di Marghera hanno fatto irruzione in uno stabile abbandonato per prelevare il pericoloso individuo. Maiti ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e accompagnato in questura. Insieme ad altri extracomunitari è stato fatto salire su un aereo della Guardia di Finanza che lo ha condotto nel centro di permanenza di Bari. Da lì dovrebbe essere finalmente rimpatriato in Tunisia, ma visti i precedenti il condizionale è d'obbligo. E ad un mese dalla maxi operazione di polizia in via Monte San Michele siamo tornati per vedere com'è la situazione ed è un bilancio a medio termine della situazione del quartiere che non lascia dubbi, è stata, dicono i residenti, una vera rinascita. Dal 10 luglio che ho assistito dalla finestra assieme alla mia famiglia all'intervento delle forze dell'ordine è una cosa che tutti i cittadini richiedevano ormai da anni. La cosa è completamente trasformata perché dal 10 luglio non ho più visto nessuno spacciare, almeno qui nel raggio di 500 metri. Questi cartelli posizionati dai residenti di via Monte San Michele proprio nei giorni successivi all'operazione di un mese fa, qualcuno aveva il timore che nel giro di qualche giorno tutto sarebbe ritornato come prima, non è andata invece assolutamente così. Come potete vedere la via è assolutamente tranquilla e sembra che si tratti di una situazione permanente a questo punto. Adesso si vede la tranquillità, si vede. Non ci sono più spacciatori, in pratica da quel giorno là zero.
C'è comunque forze di polizia, dell'esercito che girano, eccetera, e basta, più visto niente, quindi perfetto. Se lo spaccio in terraferma è ben lungi dall'essere un problema risolto, almeno in via Monte San Michele è stata vera rinascita. A 30 giorni dalla maxi retata che ha smantellato l'organizzazione di spacciatori nigeriani che teneva in pugno la zona, ne sono convinti gli ancora increduli residenti, tra i quali dopo anni di abbandono cominciava a serpeggiare la rassegnazione. Sul marciapiede qui davanti, a 50 metri da qui, quotidianamente c'erano seduti dai 10 ai 20, 30, non soltanto ragazzi di colore, che non ci sarebbe nulla di male, ma erano quasi tutti, al 100%, operatori della criminalità organizzata. Speriamo, a questo punto parlo per me, speriamo si siano trasferiti altrove. Anche se la pessima fama della zona per qualcuno è dura a morire. Io non passo mai qua, in questa zona qua, evito di passarci, quindi non so dire niente. Ma evita di passarci perché? Perché sento tanti discorsi che fanno paura, insomma. Oltre al presidio quotidiano delle forze dell'ordine, prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per sottrarre il quartiere al degrado. A qualche decina di metri di distanza, nei giardinetti di Via Piave, ieri sera è andato in scena il nuovo appuntamento col cinema all'aperto, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini fin dal pomeriggio, con stand gastronomico e musica dal vivo. E continua il lavoro della polizia anche all'interno della stazione ferroviaria di Mestre, nei sottopassi verso Marghera, dove si è spostato parte del traffico di droga. 48 ore fa l'operazione in grande stile della polizia ferroviaria e degli uomini della questura veneziana contro illegalità e abusivismo all'interno della stazione. I controlli sono scattati all'unisono nei principali scali ferroviari d'Italia: Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo. A Mestre la verifica capillare dei viaggiatori e dei loro bagagli si è allargata ai 2 sottopassi ciclopedonali, sempre più frequentati da chi compie attività illecite. L'operazione ha visto l'impiego di 70 agenti suddivisi in 16 pattuglie, 130 le persone controllate, per 3 di loro, immigrati irregolari, sono state avviate le procedure per l'espulsione. 2 giovani donne cinesi sono state denunciate a piede libero per ricettazione, stavano nascondendo sotto gli indumenti grossi fasci di banconote di dubbia provenienza e alla vista degli agenti hanno tentato invano di fuggire. Proseguono intanto in laguna e in terraferma i controlli estivi di tutte le forze dell'ordine. Per quelli della polizia locale sono attive da qualche giorno anche le pattuglie in bicicletta. Stiamo facendo del nostro meglio, assicura l'assessore comunale della sicurezza Giorgio Deste, all'interno di un quadro normativo che, come noto, limita molto la nostra libertà di azione. Ci auguriamo soprattutto che in questo senso adesso ci sia un riconoscimento da parte del governo a fornire agli operatori di polizia quegli strumenti giuridici capaci di essere maggiormente incisivi nei confronti di chi vuole delinquere o pensa di venire qua veramente a sconvolgere la vita delle persone. Questo è un qualche cosa che cercheremo di non consentirlo mai, per cui continueremo a fare un lavoro anche verso il governo. Maxi retata che ha visto polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani uniti nel passare a setaccio le zone calde del litorale iesolano. La maxi retata è scattata nella notte tra giovedì e venerdì ed è proseguita per quasi 24 ore. Un centinaio tra poliziotti, carabinieri, fiamme gialle e vigili urbani hanno passato al setaccio piazza Mazzini, piazza Aurora, piazza Milano, il lungomare e la stazione degli autobus alla ricerca di stranieri dediti ad attività illecite. L'operazione è cominciata alle 00 di venerdì con vario personale sia in divisa che in borghese. C'è stato un pattugliamento di tutta l'area iesolana secondo gli obiettivi concordati e quindi poi l'accompagnamento per il fotosegnalamento di tutte le persone, circa una trentina, trovate senza documenti. 11 gli stranieri presi in consegna e caricati su un aereo messo a disposizione dalla Guardia di Finanza, direzione il CIE di Bari. 5 erano tunisini, 2 marocchini, 2 nigeriani, 1 ghanese e 1 algerino. Citate in particolare i soggetti extracomunitari noti alle forze dell'ordine per una serie di reati che vanno da ricettazione, rapine, spaccio nelle zone di Jesolo e che era necessario ed opportuno allontanare. Una cittadina straniera è stata espulsa e accompagnata presso il CIE femminile di Roma.
Un tunisino cinquantenne regolare è stato denunciato per aver violato il DASPO che gli vietava di fare ritorno nel comune di Jesolo. Sequestrati alcuni grammi di hashish e marijuana. Non si ferma all'Alte, cerca di investire un carabiniere, poi fugge ma viene raggiunto e arrestato. È accaduto la notte scorsa a Caorle, quando una pattuglia della locale stazione ha provato a bloccare il conducente di un veicolo. L'uomo ha dapprima rallentato, ma quando è giunto a breve distanza dal militare che aveva dato il segnale d'arresto ha bruscamente accelerato, colpendo con il veicolo la paletta rifrangente, mancando il carabiniere solo grazie alla prontezza di riflessi di quest'ultimo. Senza perdere tempo i militari si sono messi all'inseguimento del veicolo, che ha imboccato anche una via contromano. Poco dopo l'auto è stata notata in un parcheggio con i fari spenti, mentre il conducente si era abbassato sperando di non essere notato. Quando la pattuglia lo ha fatto scendere dal veicolo è parso evidente lo stato di alterazione alcolica dell'uomo, poi confermata dall'accertamento con l'etilometro. Il conducente del mezzo, un uomo di 36 anni di San Donà di Piave, è stato arrestato. E i carabinieri del nucleo natanti di Venezia, dopo un breve inseguimento in laguna, hanno sequestrato a 2 pescatori di Chioggia 400 kg di vongole. I 2 sono stati sorpresi a trasportare i prodotti ittici senza la necessaria documentazione di registrazione. Ai 2 pescatori professionisti, un 42enne e un 66enne, l'equipaggio della motovedetta ha comminato inoltre sanzioni per un totale di 4.000 euro. Lo stesso equipaggio ha proceduto anche al sequestro di 100 kg di cozze nei confronti di un pescatore sportivo, poiché il pescato superava di molto il limite massimo consentito per questo tipo di pesca, 5 kg per persona. Anche in questo caso sono state elevate sanzioni amministrative e il pescato è stato rigettato in laguna. Adesso c'è la pausa pubblicitaria, a tra poco. Ancora in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali per parlare dell'esodo in vista del ponte di Ferragosto. È immutata da questa mattina presto la situazione della viabilità sulla A4 Trieste-Venezia. Il traffico, che già durante la notte è stato molto sostenuto, senza mai calare se non per un paio d'ore tra le 8 e le 10, è molto intenso e le code a fisarmonica si distribuiscono in più punti dell'asse autostradale. Alle 14 le code in uscita Trieste-Lisart erano di 3 km e code si registravano lungo tutto il tratto San Donà di Piave e San Giorgio, con qualche congestione in tratti diversi. Nei pressi dello svincolo di Cessalto, in direzione Trieste, un bus carico di persone ha avuto un guasto e si è fermato in corsia di marcia, creando notevoli rallentamenti. I mezzi di autovie sono riusciti a spostarlo e a metterlo in sicurezza in attesa dell'arrivo del carro attrezzi. I flussi non dovrebbero aumentare ulteriormente, ma la situazione non si alleggerirà prima della serata. Dunque traffico sulle strade per il ponte di Ferragosto, che si annuncia, almeno nei giorni di Ferragosto e quelli successivi, baciato dal sole, prima però qualche pioggia. Il lungo ponte di Ferragosto ormai è alle porte. Una volta scelta la meta per una vacanza di qualche giorno o di una settimana, si guarda con attenzione alle previsioni del tempo, sperando che quest'estate, calda e soleggiata, non giochi qualche brutto scherzo proprio a ridosso del 15 agosto. Ma niente paura, perché se l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da un po' di instabilità, l'anticiclone tornerà protagonista proprio per Ferragosto. Prevediamo in prevalenza cielo sereno. Naturalmente siamo in estate, quindi dobbiamo mettere in bilancio il pomeriggio la solita attività cumuliforme, più intensa naturalmente sui rilievi, meno intensa in pianura. Qualche velatura anche nelle prime ore del mattino, ma si tratta comunque di fenomeni innocui che non rovineranno i programmi dei vacanzieri. Dunque bel tempo anche nei giorni successivi al Ferragosto, con temperature che rientreranno nelle medie stagionali. Intorno ai 19-20 gradi le minime, quindi sono ridimensionate verso il basso, i valori massimi intorno ai 30-31 gradi. E adesso vediamo il preziosissimo regalo fatto a tutti i veneti da una grande artista. I 60 anni di carriera di Nancy Gann, voce dell'espressionismo astratto americano, sono stati celebrati con una mostra a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale.
Al termine dell'esposizione l'artista californiana ha voluto donare alla regione una delle sue opere in segno di gratitudine. Sono felice che questo arazzo sia per voi e rimanga a Venezia. Questa mostra mi ha fatto immensamente piacere e comprendo il grande successo che ha avuto qui a Palazzo Ferrofini. Grazie. L'arazzo Jacquard Marmaris resterà esposto nel Parlamentino Veneto a simboleggiare il legame tra Venezia e la Baia di San Francisco. Con questa mostra, commenta il presidente Roberto Ciambetti, è stato gettato un ponte invisibile che si inserisce perfettamente in quella rete e in quel tessuto di relazioni che danno vita a quella che Calvino chiamava la città dell'arte, una grande città ideale in cui si fondono luoghi lontani tra loro eppure in perfetta sintonia. Con questa mostra Palazzo Ferrofini si è inserito nel dibattito dell'arte contemporanea e nell'espressionismo statunitense. Abbiamo avuto tantissimi visitatori, un successo per un pubblico anche molto qualificato e molto specializzato. Soprattutto oggi aver avuto in dono da parte di Nancy Gain questo arazzo alle mie spalle che lascerà per sempre appunto il segno di questa mostra nel Consiglio del Veneto è una cosa secondo me dal punto di vista culturale di una valenza incredibile. Io mi fermo qui, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon sabato sera a tutti. Ben ritrovati al meteo. Domenica con il bel tempo sul Triveneto ma anche con qualche temporale, vediamo dove. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi sparse. Col passare delle ore tempo via via più instabile sui settori alpini con qualche breve acquazzone di calore. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 32 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori, specie al mattino. Poi qualche temporale sarà possibile sui rilievi, cielo sempre sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Al mattino sarà instabile con qualche piovasco solamente sui settori alpini di confine, più asciutto e soleggiato invece altrove. Col passare delle ore peggiorerà ovunque con temporali in estensione un po' tutta la nostra regione. Temperature minime intorno ai 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci.